Corriere del Veneto, mercoledì 24 agosto 2022. L'oro dell'inclusione, quei 35 secondi di Yeman. Per comprendere la portata della medaglia d'oro del trentino Yeman Crippa sui 10.000 metri, conquistato domenica 21 agosto agli Europei di Atletica Leggera 2022 di Monaco, ci vuole la cantatrice calva di Eugenia Ionesco, il drammaturgo e saggista francese di origine rumena, con le sue bizzarre e curiose coincidenze. Riguardate la registrazione della telecronaca Rai, da quando il cronista, in un crescendo di emozione, dice: «Ci prova Yeman Crippa ad andare in caccia del norvegese. A un altro passo Yeman, speriamo sia partito abbastanza presto». Al momento in cui Yeman taglia il traguardo nel tripudio generale. Contate. Sono 35 secondi esatti. E allora, dove sta la bizzarra e curiosa coincidenza? 35 secondi è stato anche il tempo impiegato da tre iconici atleti, gli afroamericani Tommy Smith e John Carlos e l'australiano Peter Norman, per uscire dai meandri dello Stadio Olimpico di Città del Messico e salire sul podio per la premiazione dei 200 metri piani alle Olimpiadi Messico 1968. Smith e Carlos, a piedi scalzi e con delle calze nere, al momento dell'inno statunitense abbassano la testa, fissano la medaglia, distolgono lo sguardo dalla bandiera nazionale e alzano il pugno su cui indossano un guanto nero. Norman, invece, indossa sul podio il simbolo del progetto olimpico per i diritti umani, in segno di solidarietà. Un gesto di protesta rivolto alla situazione dei neri d'America e alla lotta contro il razzismo, che consegna quella manifestazione alla storia come Olimpiadi della contestazione e trasforma la gara della vita dei tre atleti nella fine della loro carriera sportiva e nell'inizio della loro emarginazione sociale. Se oggi Yeman può avvolgersi nella bandiera tricolore e intonare commosso l'inno di Mameli, è anche grazie alla determinazione di Tommy e John, mirabilmente raccontata da Lorenzo Iervolino nel libro 35 secondi ancora. Se il popolo italiano oggi si alza in piedi, applaude e celebra questo giovane di origine etiope come uno di noi, è anche grazie al coraggio dell'australiano Peter nel sostenere senza indugio una causa di civiltà e giustizia ben 54 anni fa. Ma c'è anche una seconda bizzarra e curiosa coincidenza. La scorsa domenica sera, qualche migliaio di famiglie italiane e alcune centinaia del nord-est, compresa la mia, si sono idealmente abbracciate tra loro e con quella di Yeman, per ragioni che nulla c'entrano con l'evento sportivo. Le cronache hanno dato ampio spazio alla storia di Yeman e dei suoi fratelli e sorelle, tutti adottati in tenera età in Etiopia, con il supporto del centro aiuti Etiopia di Verbania, guidato da Roberto Rabattoni, da una coppia italiana, papà Roberto Crippa e mamma Luisa Fricchioni, e poi cresciuti in Trentino. Il caso vuole che l'allora infante Yeman abbia trascorso un periodo nell'orfanotrofio in cui hanno vissuto figli e figlie di queste famiglie, compreso mio figlio Kena. Il caso vuole che Roberto, il padre adottivo di Yeman, sia stato un autentico mentore per molti di questi genitori adottivi, compreso me e mia moglie Margherita. Il caso vuole che Elsabeth, una delle sorelle di Yeman, abbia cullato bimbi e bimbe ospiti dell'orfanotrofio di Addis Abeba, compreso mio figlio Kena, in attesa che la procedura di adozione internazionale permettesse loro di incontrare una nuova famiglia in cui crescere. La medaglia d'oro di Yeman è anche la medaglia dei valori della cooperazione internazionale, della solidarietà italiana e della società inclusiva. Ecco perché ci servono 35 secondi ancora.